Ecco qua. Allora, buongiorno a tutti. Io intanto vorrei ringraziare il maestro Pani, il professor Consolo e più in generale l'Istituto Veneto che ci ospita per questo gradito invito. Appunto, il professor Pani mi ha chiesto di parlare del rapporto di Stravinsky con la musica sacra, più in generale con la dimensione della spiritualità. Io ho accolto con molto piacere appunto questo invito. La mia ipotesi di ricerca che sto portando avanti da molti anni è che l'esperienza creativa di Stravinsky sia stata fortemente, pesantemente condizionata dalla presenza di un orizzonte di pensiero spirituale che è legato alla teologia ortodossa. Ecco, questa presenza non è un elemento di immediata evidenza e può essere rintracciata solo attraverso una serie di piccoli indizi che sono disseminati nei suoi scritti, ma soprattutto nelle sue opere. Ecco, prima di entrare nel merito di questi indizi, vorrei fare una precisazione importante. Il mio intervento si concentra sul soggetto estetico dell'opera di Stravinsky e non sulla persona empirica del compositore. Che significa questo? Significa che l'obiettivo della mia ricerca non è quello di dimostrare, capire, accertare se Stravinsky, l'uomo Stravinsky nella sua vita quotidiana, fosse una persona più o meno religiosa. Quello generoso a suo modo l'abbiamo visto dalla testimonianza, è un personaggio veramente straordinario, Stravinsky, pieno di aspetti contraddittori, però ecco appunto per tornare al mio discorso, quello che mi interessa invece è dimostrare come appunto alcuni elementi della spiritualità ortodossa concorrono alla definizione della sua identità artistica e si riflettono nel suo operato compositivo e nelle sue opere. Ora, in linea di principio, il modo più semplice, più diretto, più immediato per monitorare l'attrazione di un compositore, l'interesse nei confronti della musica sacra, è quello di sfogliare il suo catalogo alla ricerca di opere di musica sacra, e cioè destinate al culto e alla funzione liturgica, oppure comunque basate su un testo sacro o di contenuto religioso. Allora, eccole qua. Allora, questa diapositiva appunto riproduce l'elenco delle opere di Stravinsky composte, dicevamo, su testi sacri o di contenuto religioso. I titoli evidenziati in grassetto, si riferiscono ad opere espressamente destinate alla liturgia. Tutte le altre opere invece non hanno una destinazione liturgica, ma sono comunque basate su testi religiosi o di contenuto spirituale. Notiamo innanzitutto un dato abbastanza singolare, cioè che Stravinsky manifesta un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle questioni confessionali, perché non ha problemi a comporre opere per il rito cattolico, ortodosso o anche anglicano. Ecco, questa apertura, questa forte apertura nei confronti del dialogo interreligioso è bilanciata però da una concezione molto intransigente dei rapporti tra musica e fede. Tant'è che in una delle sue in una delle sue conversazioni con il suo appunto, collaboratore, di cui si è tanto parlato anche stamattina, Robert Kraft, dice Stravinsky che per mettere in musica un testo sacro non basta credere in senso simbolico, in senso generico, ma appunto dice bisogna credere alla persona del Signore, alla persona del diavolo e ai miracoli della Chiesa. Perché? Perché la musica religiosa senza religione è una cosa assolutamente volgare. Allora, non è un caso che il primo testo sacro che Stravinsky decide di mettere in musica sia la preghiera più importante della cristianità, cioè quel Padre Nostro che lo stesso Gesù ha insegnato ai suoi discepoli e che viene musicato appunto nel 1926, come vedete, per coro a cappella, secondo la prassi del rito ortodosso. Segue la Sinfonia di Salmi a distanza di pochi anni, 1930, e quindi il Credo e l'Ave Maria che andranno, insieme al Padre Nostro precedente, a costituire appunto il ciclo dei 3 cori sacri, di cui appunto nel pomeriggio, tra l'altro, avremo la possibilità di ascoltare 2 di questi 3 cori sacri. Ora, il numero delle opere sacre scritte prima del 1950 non è rilevante. Nel loro complesso
la Sinfonia di Salmi, 3 cori a cappella, la Messa e la breve cantata Babel fanno poco meno di 50 minuti di musica. Nell'ultimo decennio, come vediamo, invece, della sua attività compositiva assistiamo a un significativo incremento di opere di musica sacra, a partire dal Canticum Sacrum, di cui ha parlato il maestro Panni, è proprio composto per la Biennale di Venezia. Ora, se consideriamo la parabola creativa di Stravinsky nel suo complesso, questo elenco di opere ci dice che la produzione di musica sacra si concentra in fasi molto particolari della sua esperienza compositiva. E anche qui, nelle sue conversazioni con Robert Kraft, Stravinsky confessa di aver dovuto sopravvivere a 2 crisi che determinarono un grande cambiamento stilistico nella sua musica. La prima è negli anni ‑20, quando termina il cosiddetto periodo russo e inizia la grande stagione neoclassica, e poi all'inizio degli anni ‑50, quando dopo appunto la carriera di un libertino, Stravinsky si rende conto di aver raggiunto un limite che imponeva un deciso cambio di rotta e comincia appunto a utilizzare gradualmente le tecniche seriali. Ora, per quanto numericamente esigua, quindi, la produzione di musica sacra si concentra proprio in questi 2 momenti di svolta, di transizione, di cambiamento, come se il fatto di mettere in musica dei testi religiosi potesse esercitare un qualche effetto balsamico sull'uomo artista, che appunto era in preda a momenti di crisi di identità stilistica. Ecco, per quanto questa ipotesi possa sembrare interessante, suggestiva, in realtà non è questo l'aspetto che oggi vorrei mettere in luce. Quello che voglio dire è che nell'universo creativo di un compositore la presenza della fede religiosa non si manifesta solo e necessariamente sul piano dell'espressione di contenuti religiosi, e cioè attraverso la realizzazione di opere di musica sacra. In molti casi, e il caso di Stravinsky penso sia uno di questi, questo rapporto con la dimensione del trascendente si manifesta soprattutto a livello formale, attivando una simbologia che è profondamente radicata nella sostanza poetica della creazione e che si riflette in tutte le opere, e cioè non solo quelle espressamente o direttamente legate alla sfera della musica sacra. Vediamo come. Allora, per approfondire la questione, vorrei partire da una delle frasi più celebri e controverse di Stravinsky, che compare nella sua autobiografia, che è appunto Cronache della mia vita, pubblicata nel 1935. La frase è questa: io considero la musica, per la sua stessa essenza, impotente ad esprimere alcunché, un sentimento, un'attitudine, uno stato psicologico, un fenomeno naturale o altro ancora. Ecco, frase famosissima, discussissima, che ha sollevato tantissime polemiche. Qualche anno dopo, invece, in una delle conversazioni con Kraft, questa affermazione viene riformulata in altri termini, più sobri ma ancora più incisivi: la musica esprime solo se stessa. Allora, di solito queste affermazioni vengono interpretate come il riflesso di una concezione formalistica della musica che era molto diffusa, direi dell'arte in generale, molto diffusa nella cultura europea all'inizio del XX secolo, che è legata al rifiuto del sentimentalismo romantico, del tardo wagnerismo, comunque al rifiuto di una esaltazione della soggettività che era anche fortemente radicata nella poetica dell'espressionismo. Tuttavia, l'insofferenza di Stravinsky nei confronti del romanticismo non basta a spiegare la forza di queste affermazioni, perché molti altri compositori, molti altri artisti hanno coltivato l'idea di una musica oggettiva, ma non per questo hanno sentito l'esigenza di avviare una vera e propria crociata, come quella che fa Stravinsky, contro l'idea dell'espressività musicale. Allora, se Stravinsky ha deciso di portare avanti questa sua battaglia in maniera così forte, così tenace, io penso che è probabile che ciò sia dovuto anche all'influenza di alcuni elementi legati alla teologia ortodossa. Questa ipotesi trova conferma in una lettera che Stravinsky invia nel 1946 al suo editore, a Gabriel Pazzade, nel 1946, e dice:
Inevitabilmente la gente dice di me: Stravinsky è contrario all'espressione dei sentimenti in musica e ha reso la musica talmente arida da non avere più uno spirito. Quando ci si imbatte in questo tipo di giudizi non si può fare a meno di ricordare la distinzione che l'Apostolo Paolo faceva tra emozione e spiritualità, una distinzione che la gente continua ancora a ignorare dopo 2000 anni. Allora, questo riferimento all'Apostolo Paolo, che Stravinsky chiama proprio in causa per legittimare la possibilità di fare una distinzione molto netta tra la sfera della spiritualità e la sfera dell'espressione di sentimenti ed emozioni, dimostra che la religione non era per niente estranea all'orizzonte di interesse di Stravinsky e che probabilmente la lettura dei testi sacri offriva al compositore anche degli spunti importanti di riflessione per la sua poetica e per il suo lavoro creativo. Questo viene confermato dalla sua biblioteca, che è in parte conservata nella biblioteca conservata alla Pauluser Stiftung di Basilea, a cui faceva riferimento prima anche il maestro Panni, che comprendeva tanti testi di carattere teologico. Ecco, quello che vedete qui nella diapositiva è uno dei più letti da Stravinsky, lo sappiamo perché è vergato da tante annotazioni autografe e si intitola appunto La scienza dell'uomo di Viktor Nesmelov, il signore che vedete sulla destra. È un libro che parla dei rapporti tra fede religiosa e pensiero scientifico, in 2 volumi che sono pubblicati nel 1905 e nel 1906. Ora, è probabile che l'interesse di Stravinsky per questo libro fosse legato anche al suo personale cammino di ricerca spirituale, che inizia proprio in concomitanza con la composizione del Padre Nostro nel 1926. Però è ancora più probabile, secondo me, che il compositore fosse attratto da queste tematiche perché sapeva perfettamente che il dibattito sulla spiritualità ortodossa, che era stato inaugurato appunto da questo libro, in realtà si era sviluppato nel quadro di un più ampio dibattito che era legato alla questione dell'identità culturale russa. Ecco, questo dell'identità culturale russa è un tema centrale per Stravinsky, ma anche per tanti altri emigrati russi che a Parigi ruotavano intorno alla sua orbita, come Pierre Suchinski, Nicolas Nabokov, di cui pure si è parlato, ma soprattutto filosofi con cui il compositore magari aveva contatti più sporadici, come Nikolai Berdyaev. Dopo la rivoluzione russa, tutti questi intellettuali furono costretti a emigrare in Occidente e, lontano dalla madrepatria, cominciarono a coltivare sempre più forte l'idea di essere chiamati a compiere una missione decisiva per i destini dell'umanità. Nel 1915 Berdyaev aveva pubblicato questo libro dal titolo Il senso della creazione. In questo libro, con toni profetici, annuncia che questa crisi mondiale della creatività, la crisi di cui parla anche Oswald Spengler nel Tramonto dell'Occidente, poteva essere superata solo dando vita a una epoca religiosa della creatività. Ecco, vivere nella bellezza è il comandamento di questa nuova epoca, in cui l'arte non doveva limitarsi solo a trattare soggetti religiosi, ovviamente, ma avrebbe dovuto recuperare una vocazione teurgica per esplorare in qualunque tipo di opera artistica le profondità dell'essere e il significato religioso dell'esistenza. Quindi questo doveva essere fatto non solo sulle opere di soggetto religioso, legate comunque alla sfera del sacro, ma questo recupero della dimensione religiosa della creatività doveva investire qualunque tipo di azione di creatività artistica. Parallelamente, filosofi come Florensky o Dvorkidov annunciano la rinascita di una grande arte spirituale basata proprio sui modelli dell'antica arte delle icone russe. Ora vorrei un attimo soffermarmi sulle icone russe perché il principio fondamentale della teologia dell'icona è
è il rifiuto della mimesis. L'arte non è imitazione della realtà e l'antinaturalismo tipico delle icone sottolinea la dimensione spirituale degli eventi teologici. Ora, l'iconografo nella tradizione russa è l'esecutore di un'opera che lo supera e né i suoi stati d'animo né le sue emozioni devono in alcun modo trasparire nella sua opera. Perché? Perché la teologia delle icone pone in essere il legame più stretto possibile tra l'immagine e l'originale, cioè ciò che noi vediamo guardando un'icona non è una rappresentazione di Dio, ma una manifestazione della presenza di Dio. Ecco, mentre la cultura occidentale tende a separare le parole, no? E le immagini dalla realtà che significano, che descrivono, nella Chiesa ortodossa le icone diventano un oggetto di venerazione proprio perché la tradizione di pensiero orientale tende appunto a identificare l'immagine con la realtà che rappresenta. Ecco, anche Stravinsky sembra collocarsi proprio su questa linea di pensiero quando afferma che la musica è un fatto in sé, e qui ho riproposto la citazione di prima, che non può esprimere o rappresentare nulla al di fuori della sua sostanza puramente sonora. Ora, al di là di queste assonanze sul piano concettuale, quindi teorico, legate a quello che noi possiamo leggere negli scritti di Stravinsky, in realtà alcuni aspetti della teologia delle icone si riflettono anche sul suo artigianato formale, cioè sul modo di far musica, di comporre musica. Diciamo innanzitutto che le icone non si dipingono, ma si scrivono. Ogni icona è scritta appunto su una figura geometrica precisa, nella quale, come vedete, ogni elemento ha una proporzione stabilita rispetto agli altri. Ora, in base al suo, proprio al suo valore simbolico, questa è la Trinità di Andrei Rubliov, l'idea trinitaria è espressa da questi tre angeli e dalla circolarità che vedete nella composizione evidenziata appunto nello schema a fianco. Quindi esiste questo cerchio ideale che passa per le teste degli angeli e ha il suo centro nell'ostia sul tavolo, mentre la proporzione tra le teste e i corpi degli angeli è regolata dal rapporto 1:14. Ora, se da un lato questo uso di schemi geometrici accentuano l'antinaturalismo dell'insieme, dall'altro però garantiscono l'equilibrio e l'armonia della raffigurazione. Ora, oggi noi sappiamo che in molte analisi di pezzi di Stravinsky, anche di pezzi totalmente estranei all'universo della musica sacra, hanno messo in rilievo questa analisi la presenza di simmetrie, di equilibri formali, ma anche l'esistenza di relazioni di tipo proporzionale che regolano appunto le dimensioni tra le varie sezioni all'interno del pezzo. Prima Francesco Antonioni ha menzionato un libro importante, un libro bellissimo appunto di Louise Andriessen che nel primissimo capitolo parla di questo, non ho riprovato, adesso vi farò vedere una carrellata di esempi, non ho scelto questo, parla dell'ultimo pezzo di Stravinsky, Requiem Canticles, a cui e mette in evidenza il gioco di numeri, no? Cioè come questo pezzo sia basato su appunto delle proporzioni legate al numero 7. Quindi se quel libro è stato così importante, e penso che sia stato effettivamente importante il libro di Andriessen per la ricezione di Stravinsky nelle generazioni di compositori successivi, ecco, nel primissimo paragrafo Andriessen parla di quello, cioè non parla di icone, non parla di teologie, ma parla di rapporti proporzionali nella musica di Stravinsky. Allora qui vedete, appunto, adesso non possiamo entrare nei dettagli, questo è il primo uno schema relativo al primo movimento dei tre pezzi per quartetto d'archi, che tra l'altro pure ascolteremo oggi in concerto. Ecco, è un pezzo costruito sulla sovrapposizione di vari strati sonori che sono basati sull'iterazione di diverse figure musicali. Ora, queste idee musicali si sviluppano in cicli che hanno una determinata durata. Ecco, qui senza entrare nei dettagli, vedete che
questi cicli sono legati da intanto rapporti di ripetizione e di iterazione. Ci sono, per esempio, vedete la linea B, quella è il ciclo del violino primo, questo numero 23 che si ripete, ma appunto dei rapporti anche ciclicità, equilibrio, simmetria, proporzione. Ora, quest'altro schema si riferisce alle nos. Ora, nella tabella vengono indicate le sezioni, il numero di partiture e la durata misurata in secondi. Ora, qui il dato interessante non è il rapporto proporzionale tra le durate, ma il fatto, quello che viene riportato qui, vedete, nella parte bassa ingrandita dello schema, cioè che in molti casi sezioni diverse, perché contengono materiali musicali diversi e quindi nell'analisi sono contrassegnate da lettere diverse, in realtà hanno una durata pressoché identica. Allora, col passare degli anni, questa astensione di Stravinsky per gli equilibri e le proporzioni formali diventa sempre più accentuata. Ecco, nella musica russa può essere rintracciata in modo più episodico, parziale. A partire dagli anni 20 invece viene applicata in maniera sempre più sistematica, anche perché bisogna dire che evidentemente durante la fase neoclassica il compositore sviluppa una maggiore familiarità anche con le forme del barocco, del neoclassicismo, dunque con questi concetti di simmetria, di equilibrio formale che sono propri di questi repertori. Particolarmente emblematico, qui lo vedete, è il caso della sinfonia in Do, in particolare del primo movimento, in cui qui vedete un'analisi proprio proporzionale che evidenzia questi rapporti di simmetria veramente molto stringenti tra le varie sezioni che compongono il pezzo. I numeri esprimono le numeri di battute, quindi ancora una volta la durata, ancora una volta il rapporto col tempo. Ecco, architetture formali di questo tipo si trovano ovviamente anche in molti pezzi seriali, ma il dato più significativo è che questo tipo di equilibri proporzionali si ritrovano in tutte le sue opere sacre, a partire dalla Sinfonia di Salmi del 1930. Ecco, in questo grafico, è l'ultimo che vi mostro, sintetizza i rapporti di durata tra le varie sezioni del primo movimento della Sinfonia di Salmi. Soffermiamoci un attimo. Allora, nella prima linea vengono riportati i blocchi principali, contrassegnati dai numeri della partitura. Vedete la forma, introduzione A, B, A'. Esaminando in dettaglio la durata delle sezioni, è possibile, come ho fatto nelle linee successive, è possibile cogliere una serie di ricorrenze, di simmetrie davvero molto significativi. La ricerca di un effetto architettonico nella costruzione di questo tipo di forma è molto evidente, così come è evidente l'intenzione di rendere percepibile agli ascoltatori la dialettica tra i blocchi di diverso contenuto ma di analoghe dimensioni, come quelli che iniziano rispettivamente in A e in B, no? Che evidentemente è musica diversa, sono cose diverse, ma occupano lo stesso spazio nella dimensione del tempo. Ora, questa chiave di lettura, questo tipo di analisi possono sollevare due obiezioni principali e comunque legittime. La prima è che le corrispondenze evidenziate in questo tipo di grafici, in questo tipo di analisi, siano il risultato di una serie di coincidenze fortuite di cui Stravinsky non era in alcun modo consapevole. Ora, l'analisi degli schizzi dei materiali di lavoro di Stravinsky conferma che il compositore in realtà aveva l'abitudine, come vedete in questa particella, appunto, che si riferisce sempre alla Sinfonia di Salmi, di calcolare la durata effettiva della sua musica man mano che la andava componendo. Ecco, lo faceva non prima, no? Cioè non come, non so, negli schemi del serialismo integrale che uno calcola tutto prima, lo faceva nella fase di particella, no? Quella che precede, come dire, la stesura definitiva. Era un momento in cui lui esercitava questo controllo e questo lo ritroviamo davvero in tantissime particelle. Ecco, il compositore, come vedete, annota la durata di ogni sezione in rosso con la matita rossa. Qui siamo a 2 minuti e 10 secondi, mentre sopra con la matita blu, ha fatto riferimento anche il maestro Panni all'uso di colori, no? Gli piacevano molto le matite colorate a Stravinsky. Qui evidenzia 6 minuti e 30 secondi, quindi la durata non della singola sezione che sta misurando, ma del pezzo dall'inizio del movimento fino a quel punto. Ok?
Quindi, come dire, il controllo c'era, è un controllo veramente molto ferreo. D'altra parte, questa attenzione di Stravinsky per gli equilibri formali noi la ritroviamo anche nella sua concezione dell'interpretazione, no? Una concezione rigidissima, come sappiamo. Stravinsky era ossessionato dal rispetto dei tempi metronomici. Perché? Perché non concedeva all'interprete, all'esecuzione, nessuna libertà? Perché dal suo punto di vista modificare i tempi esecutivi significava alterare l'equilibrio tra le durate parziali delle sezioni di cui si componeva ogni suo pezzo e quindi in qualche modo deformare la percezione della forma che lui aveva concepito e attentamente misurato sul piano temporale. Ora, la seconda obiezione, questo tipo di analisi che qui vi riassume, forse più determinante perché riguarda la nostra esperienza di ascolto. Ecco, questi dati quantitativi legati alla misurazione della durata possono veramente orientare la nostra percezione della forma nel momento in cui ascoltiamo il pezzo. Ecco, qui tutto ovviamente dipende dal tipo di musica, qui il discorso si fa più complesso, ma possiamo dire almeno che la musica di Stravinsky è basata sulla giusta posizione di blocchi, lo sappiamo tutti, separati da forti discontinuità, ma tendenzialmente al loro interno statici. In linea generale possiamo dire che più un passaggio è statico, più l'attenzione dell'ascoltatore non è catalizzata da elementi in grado di destabilizzare la percezione del tempo, come accade invece, ad esempio, nella musica tonale o in tutta la musica basata sullo sviluppo e sull'elaborazione motivico-tematica, dove in qualche modo la dimensione psicologica dell'ascoltatore è legata alle cose che succedono, all'evolversi, alla diciamo idea di causa-effetto orientata verso un obiettivo specifico. Nella musica di Stravinsky tutto questo non succede. Come sappiamo, questo gli ha procurato delle critiche molto forti, molto accese da parte di Adorno, e quindi questa staticità, proprio la peculiarità della sua costruzione formale, fa sì che nella fase di ascolto le relazioni tra le durate percepite tendono in qualche modo ad accordarsi con quelle delle durate misurate oggettivamente. E non a caso Stravinsky era solito parlare delle sue opere in termini di oggetti sonori. Ecco, una definizione, quella di oggetto, che suggerisce un'idea di spazio, di peso, di volume, che nella memoria di lungo termine di noi ascoltatori assume una consistenza proprio spaziale che determina appunto la dinamica della forma. Ecco, è come se l'ascoltatore venisse invitato a osservare a distanza un oggetto che occupa uno spazio ben definito, mettendo in atto appunto una sorta di visione uditiva che è una modalità di ascolto che avvicina la percezione, l'ascolto della musica di Stravinsky alle strategie di contemplazione che sono appunto suggerite dalle antiche icone russe. Ecco, concludo ricordando che Stravinsky non ha mai parlato di tutto questo. Stravinsky non ha mai parlato del rapporto tra la sua fede religiosa e la sua azione creativa. Non l'ha mai fatto in termini chiari ed espliciti. Questo non significa tuttavia che abbia provveduto a disseminare qua là nei suoi scritti alcuni indizi isolati. Mi limito a menzionarle solo uno, cioè la frase con cui si conclude la poetica della musica, è questa: la musica ci appare come un elemento di comunione con il prossimo e con l'essere. Ecco, la poetica della musica la poetica musicale si conclude proprio così, no? Con questo riferimento all'essere, questo riferimento a Dio. È un'affermazione forte, lapidaria, che non lascia dubbio, secondo me, sulla presenza tangibile di una dimensione del sacro. Ora, qual è il problema? Sappiamo che il testo della Poétique musicale venne messo a punto da Stravinsky in collaborazione con Roland Manuel, con Surczynski, di cui abbiamo parlato prima, e questa circostanza ha generato tantissimi dubbi sulla paternità del testo, come su ogni testo di Stravinsky. Ora, alla Paul-Zacher Stiftung però si conserva un manoscritto autografo di 19 pagine che contiene una scaletta di appunti molto dettagliata in cui Stravinsky annota questa frase. Questa scaletta è servita appunto
ai suoi collaboratori per elaborare, per scrivere poi materialmente il testo, e Stravinsky questa frase la annota di suo pugno in una maniera ancora più dettagliata, ancora più esplicita rispetto a quella che troveremo qui nella forma stampata, e è questa. Il vero senso della musica, scrive Stravinsky nei suoi appunti, come tutte le facoltà creative dell'uomo, è una ricerca di unità, di comunione, di unione con il prossimo e con l'essere, il monismo creatore. Ora, sotto ho trascritto, diciamo, la frase, poi come appare nel libro stampato. Il riferimento al monismo creatore scompare perché è un concetto teologico troppo complesso che non poteva appunto andare in un libro pensato per un'ampia diffusione. La parola più interessante di tutto questo è quella che lui aggiunge a mano, vedete, è aggiunta in un secondo momento. La parola comunione, communion, perché Stravinsky pensa che solo attraverso questa parola il suo discorso possa dirsi veramente compiuto. Ora, la parola comunione noi la ritroviamo con insistenza in tutti gli scritti di Stravinsky degli anni 20 e 30, e cioè in un periodo appunto in cui Stravinsky era perfettamente consapevole che il pubblico cominciava ad avere delle difficoltà a venire a patti con appunto questi suoi continui cambi di direzione. Stravinsky nella sua autobiografia scrive che all'inizio della sua carriera è stato molto fortunato perché le sue opere hanno generato scandali, ma hanno fatto parlare di lui, l'hanno portato alla ribalta e sono state molto amate dal pubblico. Il problema è cominciato negli anni 20 con quella appunto visionaria e straordinariamente produttiva, come ci ha spiegato il maestro Antonioni, svolta neoclassica. Il pubblico si è allontanato da lui, non l'ha più capito. È in quel momento che Stravinsky comincia a parlare di sé, a scrivere di sé, a fare la sua autobiografia, a come dire, lasciare al pubblico dei messaggi. E è interessantissimo, singolare, che in gran parte di questi scritti si ritrova, adesso non ve li ho riprodotti per brevità, fidatevi, la parola comunione. Ora, per spiegare la sua esigenza di trovare questo rapporto di complicità con il pubblico, di ritrovarlo, Stravinsky avrebbe potuto usare tante parole più neutre come condivisione, partecipazione, comprensione, e invece chiama sempre in causa una parola che inevitabilmente porta con sé una stratificazione di significati che sono legati all'uso prevalente di questo termine comunione in ambito religioso. Ecco, ci sono anche molte fotografie di Stravinsky dove vediamo Stravinsky al pianoforte, è l'ultima, con un'icona sul leggio, perché appunto spesso Stravinsky, soprattutto nelle sue case, nelle sue dimore stabili, amava lavorare rispecchiando, sì, appunto, rispecchiando il suo sguardo creativo nello sguardo di Dio, appunto, che si trova immanente nell'immagine dell'icona. Vi ringrazio molto e ho concluso. Particolare attenzione il ricorrere del numero 66 in alcune tue sequenze numeriche. 66 è il numero angelico per eccellenza, stretto parente del 666 che è il numero della bestia, del demonio. E il lavoro di Susanna prosegue la ricerca avviata col suo libro dedicato alla Sinfonia di Salmi. Io ho un'altra interpretazione della frase, la musica esprime soltanto se stessa, che trovo di estrema attualità oggi. Stravinsky, quando parla della rivoluzione bolscevica, ne parla con terrore, va negli Stati Uniti non come Schoenberg, per i motivi di Schoenberg, ma per altri motivi, ma Stravinsky ha attraversato il secolo delle ideologie, della sopraffazione da parte delle ideologie di tante esperienze artistiche o della negazione di alcune esperienze artistiche da parte delle ideologie.
E credo che questa suo ribadire, questa è la frase chiave, hai ragione Susanna, è la frase chiave delle sue riflessioni, no? La musica esprime, ma come? Ma il prigioniero della piccola, ma il sopravvissuto di Varsavia di Schoenberg, ma la fabbrica illuminata di Nono, ma Shostakovich, mille altri episodi. Perché insiste così tanto, così ripetutamente su questa frase? Forse perché lui aveva terrore delle ideologie, terrore della possibilità che un'ideologia sopraffaccia la creatività di un artista. E indubbiamente il suo era un animo religioso, era profondamente convinto dell'esistenza del diavolo. Non so, forse Marcello ce lo può dire, se a Roma si è mai incontrato con Reverendum Artom, il grande esorcista per molti decenni della Chiesa, che era come lui convinto dell'esistenza del diavolo. Non c'è stato questo incontro? Chissà, sì, va bene. E comunque è la frase chiave delle sue riflessioni. Guarda, Sandro, ti ringrazio molto, non ci avevo mai pensato e anche questa è una chiave di lettura. Comunque è indimenticabile quell'immagine che ci hai offerto di Rubbio. Grazie. Grazie a voi. Allora, riprendiamo alle 14:30. Grazie e a dopo. Paolo.